buongiorno a tutti, bentrovati. Oggi io farò un po' in fretta e poi vi lascio ovviamente con l'assessore Lanzarini, il dottor Tognolo, l'ingegner Giobelli, il dottor Tognolo direttore dell'azienda Zero, l'ingegner Giobelli responsabile di tutto quello che è l'informatica, e quindi in particolar modo se avete domande relative al portale di prenotazione avete di prima mano le risposte. Allora, due brevi niente. Intanto facciamo il bollettino. Bollettino: test rapidi 3.978.000 e test molecolari 4.674.000. Totale 8.653.000. Nelle ultime 24 ore 1.241 positivi. I positivi 1.241 su 44.878 tamponi sono il 2,76. Vedete che da 2 o 3 giorni si è abbassata l'incidenza percentuale. Il numero dei positivi dall'inizio sono 392.294. Ovviamente questo è un numero che cresce di giorno in giorno perché non conta le negativizzazioni. Facciamo il totale dei positivi, che se ci pensate bene facciamo che siano 400.000, sono 200.000 asintomatici, ma 200.000 hanno avuto sintomi, dei quali 5,420 vuol dire che almeno 20.000 sono passati per gli ospedali. Tant'è vero che, tanto per dire che i conti tornano sempre, dimessi 18.000. 34.000, invece questo è un numero che continua a calare, i positivi di oggi. Eravamo 39.000 sabato scorso. 39.139. Quanti sono i ricoverati in questo momento? 2.268, esattamente 200 in più rispetto al picco del 31 marzo. Meno 30. E oggi c'è questo dato importante di questo meno 30. I 2.268 sono così distribuiti: 1.947 in area non critica e 321 in area critica. Sono meno 28 persone nei ricoveri e meno 2 nelle terapie intensive. Terapie intensive che sommate a quelle non Covid, che sono 266, sommano alla fine 587 posti occupati. 587 che è dato dalla somma di questi due valori. I deceduti sono 24 nelle ultime 24 ore. Allora, scusate. Allora, l'R con T asseverato e confermato è 0,96. Ieri vi abbiamo dato delle anticipazioni. L'incidenza confermata è 160,3. Quindi avete visto, abbiamo avuto un buon calo. Ovviamente qualche preoccupazione ce l'abbiamo. Vi do solo un dato che è esemplificativo. Prima ondata, avevamo un rapporto ricoverati in area non critica, terapie intensive, di 6 a 1, cioè 6 in zona non critica e un paziente in terapia intensiva. Grazie. Mascherina, non so cosa gli agaffate. No, sembra che sia ese caustica. E tanto non è la marca, posso dirlo, no? Allora, poi la seconda ondata, terza ondata, ha avuto una caratteristica unica, cioè siamo passati da 6 su 1, pensate, a 8 su 1, che è un incremento non di poco, è un terzo di incremento se ci pensate. 2 su 6 è un terzo. Quindi il 33% di incremento di area non critica su terapia intensiva. Quindi nella seconda ondata abbiamo avuto 8 pazienti in ospedale, in cura, e il rapporto era con 1 in terapia intensiva. In questa ultima ondata cosa sta succedendo? Si è rovesciato il rapporto. Abbiamo 5,5 pazienti in area non critica su un paziente in terapia intensiva.
Allora abbiamo avuto la prima ondata, la seconda abbiamo avuto un picco di ricoveri in area non critica e siamo stati bassi in terapia intensiva. In questa abbiamo l'area non critica che è precipitata giù, ma cresce la terapia intensiva. Perché 5,5 su 1 vuol dire che il rapporto è a favore della terapia intensiva rispetto a 8. Ancora oggi, lo voglio ricordare ai Veneti, noi ricoveriamo mediamente 80-100 persone al giorno. E se calcoliamo che mediamente 10-15%, ci sono anche delle US che arrivano a 20, ma direi 10-15% finiscono in terapia intensiva, vuol dire che i nostri pazienti che sono stati presi in carico, 100 fra l'altro, 100 nelle ultime 24 ore, perché voi vedete il dare e avere, no? Con i dimessi, ma io vi dico i pazienti diciamo freschi entrati nelle ultime 24 ore sono 100, vuol dire che 13, 10, 15, facciamo 13, saranno in terapia intensiva fra magari qualche giorno o fra qualche settimana, perché il rapporto tra il ricoverato, diciamo come dato grezzo, e la terapia intensiva è sempre di un 10-15% e finisce in terapia intensiva. Quindi finché non iniziamo a calare in maniera vistosa i ricoveri, non caleremo nelle terapie intensive e quindi non caleremo nella mortalità. Vi ricordo che sopra i 60 anni 3 persone su 100 purtroppo rischiano di perderanno la vita se si contagiano. Ma se è vero che io ho 100 ingressi in ospedale al giorno, 80-100, con un trend a diminuzione ma non ancora marcato, è altrettanto vero che ho condizioni tali per cui si creano opportunità di contagio per mandare 100 persone, perché noi sappiamo che 100 persone rappresentano il 5% dei contagiati virtualmente di quel giorno, giusto? Quindi se sono 100 vuol dire che quel giorno, quanto adesso mi metto a fare il conto che dopo potremmo anche tentare di farlo, nel senso che se il 5% sono 100 persone e il 10% sono 200, sono 2000 persone. 5 per 2 è 10, giusto? Quindi vuol dire che 2000 persone che si contagiano, me ne mandano 100 in ospedale, e so che di 2000 persone che si contagiano, 13 finiranno in terapia intensiva. Questa è la catena, sempre per l'ottica di totale diviso per 2 sintomatici e asintomatici e così via. Boh, detto questo, vi dico che abbiamo fatto una lunga riunione anche stamattina con i nostri direttori generali, c'è anche il dottor Tognolo, fra l'altro, che poi ci ha raggiunto, che ringrazio, e abbiamo parlato, vabbè, insomma, oggi è una giornata felice per noi perché abbiamo fatto oltre 34.000 vaccini, anzi adesso se vuol dare i numeri, anzi nel senso dare i numeri. No, 34.681 nelle ultime 24 ore, siamo al 77% della copertura degli over 80, di queste 34.681, 27.510 sono prime dose, 7.171 sono cicli completi. Siamo oltre il 1.065.000. Beh, insomma, stiamo facendo un ottimo lavoro. Ovviamente abbiamo 199.000 vaccini a disposizione, in questo 199.000 stamattina. Quindi per fine serata saranno meno di 160, saranno sui 160.000, cioè noi li divoriamo i vaccini, dei quali 80.000 quanti erano Astra? Stamattina. Allora, 68.000. 68.000 Astra, 93.000 Pfizer e 37.000 Moderna. Ma per dirvi cosa? Per dirvi che ci vorrebbero più vaccini. Il lavoro è ottimo, si sta andando avanti. Domani mattina avvisiamo tutti i veneti che i nostri direttori alle ore 11 faranno una conferenza stampa nei loro territori per parlare della vaccinazione e di tutto quello che accadrà. Però oggi io ho voluto portare assieme all'assessore anche quella che è stata la nostra partecipazione alla riunione di ieri sera. Ieri sera ci siamo incontrati con il governo, la partita di AstraZeneca la conoscete, allora abbiamo capito che EMA, come si può dire, quando c'è brutto tempo evita di uscire di casa, nel senso che vedo che EMA ha detto che gli stati membri decidano. È questo sistema di decidere. Cioè, hanno detto questo, decidono gli stati membri,
Per carità, noi decidiamo, stamattina abbiamo fatto una riunione con i direttori, siamo tutti d'accordo, poi ne viene fuori una raccomandazione di utilizzare il vaccino al di sopra dei 60 anni, dove diciamo, sono dati anche che ci dicono oggi che si può utilizzare. Ok, ma io non mi sento di dire che sotto i 60 anni, siccome la parola raccomandazione vuol dire obbligatorietà, a non usarlo sotto i 60 non lo si fa. Allora il Veneto ha deciso in questa fase di non far più vaccini AstraZeneca sotto i 60 anni. I richiami, anche su mia richiesta, anzi l'ho fatta io la richiesta, che fosse chiarito, il Ministero ha chiarito che i richiami AstraZeneca sono AstraZeneca su AstraZeneca, a prescindere dall'età, perché se uno l'ha già fatto vuol dire che non ha avuto problemi. Bisogna ricordare ai cittadini che i dati che noi abbiamo sono dati che ci parlano di milioni di vaccinazioni e 18-19 casi, cioè stiamo parlando di questo, cioè l'incidenza è infinitesimale su casi che ancora vengono definiti sospetti o si parla di possibili correlazioni. Adesso verranno inseriti anche nel bugiardino, immagino. Poi, insomma, la stampa ci ha arricchito di tutti questi dati statistici dell'incidenza, di queste... Ovvio è che resta sempre valido un aspetto fondamentale, che c'è più rischio di morire di Covid che di vaccino. Questo è bene saperlo. Ma il rischio non è che uno dice ho una possibilità su 2 di morire di Covid e ne ho 1 su 3 di morire di vaccino. No, la differenza è abissale, cioè il rischio di morire di Covid è di gran lunga più alto di avere un guaio con un vaccino. Questo ce lo dice la comunità scientifica. Quindi avvisiamo i cittadini. 1, che sotto i 60 anni, in questa fase, in via precauzionale, accogliendo le indicazioni avute, voi avete visto che si parla di queste trombosi venose profonde a livello addominale, a livello cerebrale, eccetera, ma stiamo parlando non di migliaia di casi, stiamo parlando di casi segnalati che sono, adesso avevo anche i numeri prima, ma non me li ricordo più. Per questo lo facciamo in via prudenziale, sotto gli under 60 no. Sopra i 60 anni sì, a meno che non ci siano medici che prescrivono per comorbilità, per problemi, insomma i soliti discorsi che facciamo sempre in fase di anamnesi, e ovviamente tutti fragili a prescindere dall'età, e tutte le disabilità, insomma coloro che hanno problemi per i quali abbiamo sempre identificato il tema del Pfizer e Moderna. E noi andiamo avanti, si va avanti, quindi anche oggi è stato deciso di concludere gli ultra ottantenni, di continuare con le categorie con fragilità e di scendere man mano verso i 60 anni. Ovviamente adesso aggredendo per bene la categoria, con la vaccinazione, la categoria dei ovviamente over 70. Cioè, conclusi gli ottantenni e iniziati i settantenni, non è che iniziamo anche i sessantenni adesso. Cerchiamo di fare in modo di chiudere i blocchi. Guardate, quando noi abbiamo chiuso il blocco degli over 70 abbiamo già risolto l'80% dei nostri problemi del Covid. Questa è la verità. Questo ce lo dicono assolutamente tutti. Ieri c'è stata una giornata un po' concitata, è ovvio, no? È inevitabile. Attendavamo il verdetto di EMA, poi è stata fatta la riunione del governo. Noi vogliamo essere i primi a dare indicazioni certe. La dottoressa Russo ha già fatto la circolare che dirà e dice quello che vi ho detto io. Ieri mi diceva il dottor Tognolo che il nostro call center ha avuto più di 8.000 telefonate di richiesta di informazioni, perché giustamente i cittadini chiedono informazioni. Il vaccino funziona, perché poi io ho tentato di informarmi, di leggere, si parte da un presupposto che il vaccino dà una grande risposta anticorpale. Io Fraudo lo conosco perché in casa mia hanno fatto AstraZeneca, nel senso i miei genitori, dove la prenotazione era possibile perché comunque 79 e 76 anni hanno fatto AstraZeneca. Ma come moltissimi altri anziani che sono stati chiamati. È un vaccino peraltro che dà una grande risposta anticorpale e il totale di questa risposta lo si vede dopo ovviamente il secondo richiamo, cioè dopo il richiamo, quindi dopo la seconda dose. Guardate, io non aggiungerei altro, se no faccio gli auguri
a due signore, poi passo a voi la parola per le domande. La signora Lina Donin di Masi, provincia di Padova, 103 anni oggi, quindi facciamo il compleanno e gli auguri alla signora. Ma c'è anche di più, perché c'è la signora Caterina Visentin, ospite della RSA di Montagnana, quindi salutiamo anche tutti gli ospiti della RSA di Montagnana, e la signora Caterina Visentin facciamo gli auguri perché oggi fa niente po' di meno che 105 anni. E sicuramente sarà anche vaccinata. Prego. Tosatto comincia come al solito. Se riusciamo, perdonatemi se ve lo chiedo, se riusciamo a fare un breve giro, perché dopo la videoconferenza e devo essere puntuale. E oggi sapete c'è anche quella con Draghi, quello che è il Presidente di Regione e via. Ecco, buongiorno Presidente. Allora, questo impiego di Astra che lei ci ha appena illustrato influirà in qualche modo nei tempi e nelle modalità della campagna, visto che mi pare ne avete 68.000 dosi? No, cioè, la campagna fondamentalmente è già, come si può dire, orientata su delle classi di età ben definite, no? Gli over 80 e poi andiamo scendendo gli over 70 e poi gli over 60. Astra può essere assolutamente utilizzato, diciamo, con tranquillità in queste fasce d'età, secondo quello che è stato detto dagli scienziati, per cui per noi significa ancora di più concentrarsi su queste fasce di età. Prima Astra invece veniva utilizzato, in teoria poteva venire più disperso, no? Pensate alle categorie essenziali, ci potevano fare insegnanti e le forze di polizia, eccetera. Adesso ovviamente non avranno più questo, a meno che non siano richiami. A proposito di insegnanti, continuano ad arrivare segnalazioni di insegnanti che abitano in una provincia e lavorano in un'altra. Questo fa sì che il sistema non riconosca la loro richiesta di vaccinazione. Era stato detto che il problema era risolto, però adesso questi dicono che le prenotazioni sono state chiuse, per cui si trovano in difficoltà. Prima, non so adesso se con la prenotazione c'è questo discorso qua, prima noi abbiamo sempre applicato, e poi tutte le regioni hanno applicato, la sede lavorativa e mai la sede di residenza, anche quelli che erano fuori dal Veneto, quindi c'era questa, non so se con il sistema, se uno si prenota con il sistema invece viene individuato probabilmente nell'USL, adesso questo non lo so, però comunque noi continuiamo, insomma lo risolveremo, insomma sempre come abbiamo fatto finora, sede lavorativa e non residenza, quindi vuol dire anche fuori regione. C'è una discussione a livello nazionale su come poi cercare di conteggiare quelli che vengono fatti chiaramente fuori regione. Ecco, io ho un'ultima cosa che riguarda il personale sanitario non vaccinato. Sì, stiamo vaccinando. Ah, ecco, perché lì era stato... A ore. Sì, ma non quelli non vaccinati, come dire, per ritardi o per... Quelli che non si sono voluti vaccinare. Certo. Sono circa poco meno di 10.000 in tutto il Veneto. Ecco, lì la ricognizione com'è andata? Cioè, cosa avete appurato? Siccome si diceva, vediamo se... C'è richiesta di vaccinazione. C'è richiesta? Sì, assolutamente sì. Diciamo che il decreto ha avuto degli effetti. Il decreto ha avuto effetti. Abbiamo avuto richieste, tante anche. E ci sono anche resistenze, dinieghi? No, nel senso che voi sapete che c'è tutta una procedura, come vi ha detto la dottoressa Russo, con la contestazione, l'avviso, eccetera. Gli ordini devono darsi elenchi, però abbiamo visto che volontariamente moltissimi hanno chiesto di poter adempiere a questo obbligo che oggi è diventato di legge per gli operatori. Grazie. Prego. Fois, Bonet, Manzan. Buongiorno Presidente. Buongiorno. Volevo farle una domanda per quello che riguarda la ripresa anche economica della nostra regione, soprattutto nel settore turistico, perché la Giunta regionale sta studiando, se non erro, un sistema di copertura assicurativa per i turisti che verranno qui nel caso contraessero il Covid durante la vacanza, sullo stile di quello che sta accadendo in Spagna. No, ma è ancora da definire questo. Ho visto che l'assessore ne ha parlato, ma non è Sì, infatti volevo chiederle a che punto, com'era la... No, non è ancora definito. Ho capito. Va bene, grazie. Cioè, lo stiamo definendo, ma non è ancora definito. Bonet. Prego.
No, nel senso che non è ancora una roba, cioè, va annunciata quando è definita, cioè così, giustamente poi diciamo che c'è un blocco di marmo grezzo ancora. Presidente, salve, due domande. La prima riguarda AstraZeneca, cioè sono un po' spiazzato dai toni, nel senso che io ieri avevo capito che era un problema enorme questa roba di AstraZeneca, no? Cioè che avrebbe impattato Lo pesantemente. sarebbe stato se avessero Però oggi vietato invece- l'uso di AstraZeneca. Però di fatto così è, nel senso che lei ha dato a disposizione che non si usa sotto i No, 60 sopra anni. i 60 anni noi abbiamo una popolazione di quasi 2 milioni di cittadini. Se mettiamo gli over 60 più i fragili, i vulnerabili, eccetera, noi comunque prima di arrivare agli under 60 da vaccinare, ne abbiamo quasi 2 milioni prima da fare. Nel frattempo arrivano anche nuovi vaccini, cioè, insomma, se ci diamo delle priorità, se decidiamo che dobbiamo vaccinare tutti a prescindere dall'età, allora vi dico che è un problema, perché dai 60 in giù abbiamo solo 2 vaccini da utilizzare, che utilizziamo per i richiami, Pfizer e Moderna, per i vulnerabili, eccetera, ce ne restano pochi. Quindi diciamo che con questa fissazione della soglia a 60 anni si riesce a far quadrare la campagna, diciamo. Sì, e soprattutto io spero che sia uno stimolo per chiudere il target over 60, o meglio ancora over 70 in questa fase. È certo che è un problema, ma il problema del vaccino è sempre più grande. Cioè, se noi non abbiamo dosi, non si va avanti con le vaccinazioni. No, certo. Avete contezza, magari un po' presto oggi, ma il fatto che questa notizia abbia impattato nei centri vaccinali con la gente che rifiuta AstraZeneca? Ma sicuramente la situazione della reputation è pesante, perché ieri abbiamo avuto 8.000 telefonate al call center per solo avere informazioni su AstraZeneca, è ovvio che si diffonde inquietudine. Ai cittadini possiamo dire che in sicurezza lo si continua a fare e lo si farà. Perché per esempio tutti gli insegnanti adesso devono passare a Pfizer, quelli che restano, Quelli che però non restano. credo siano pochissimi, o no? Quanti sono più o meno? C'è un 40% di insegnanti che deve passare, però guardate, è un problema che arriverà gradualmente, perché prima io penso che anche gli insegnanti siano d'accordo, abbiano priorità gli ultra ottantenni, gli ultra settantenni, perché quando parliamo di insegnanti parliamo sicuramente di persone, ma anche diciamo adulte o molto adulte, ma molti sono giovani che la loro condizione di rischio è infinitesimale rispetto a quella di un Sì, ultra però loro ottantenne. non sono come categoria prioritaria, non più. Erano. È cambiato tutto? No, vi ricordate, era il primo piano, quello con i servizi essenziali. Nel secondo piano siamo passati alle fasce d'età con le priorità, e ci dicono, è chiaro che ci dicono concludete anche quelle, le categorie degli essenziali, che erano partite, che erano forze dell'ordine e personale scolastico. Queste sono le 2 categorie che noi avevamo iniziato, però c'è un piano che dice solo fascia d'età, e quindi aggredire soprattutto quelli che sono più a rischio. Pensavo si dovessero comunque completare ormai che erano partite, ma invece no. Ok, va bene. Poi l'altra cosa invece riguarda le chiusure. Presidente, domani c'è l'incontro con Draghi. Avete trovato con le regioni, diciamo così, una posizione comune su questo tema, aperture, chiusure, parametri? No, perché abbiamo un incontro adesso, io salgo, cioè abbiamo un incontro preparatorio all'incontro con Draghi. Ok, la sua posizione resta quella che ci ha detto 2 giorni fa. Resta quella del buon senso, della gradualità, ma comunque di affrontare questa nuova stagione, che non può essere ancora la stagione di chiusura senza se e senza ma. Attenzione, chi predica la chiusura sicuramente, come si dice, lo fa su una base scientifica, perché se dicessimo a tutti i cittadini chiudetevi in casa con 2 giri di chiave, sicuramente vedremo precipitati i contagi. Io invece dico un'altra roba: se uscite mettetevi in sicurezza, evitate gli assembramenti e possiamo comunque pensare a un percorso di lenta e graduale riapertura, perché poi anche le imprese che soffrono ci chiedono dateci un minimo di prospettiva, perché non è che ogni venerdì c'è una novità, perché questa non aiuta a far crescere l'economia che è già in difficoltà. Va bene, grazie. Attenzione che io non banalizzo la situazione sanitaria di oggi, che non passi mai questo concetto in futuro. Oggi abbiamo 2.300 pazienti, che non è normalità. Fra l'altro le terapie intensive sono al 30%, sono arrivate in soglia. Sono alla soglia del 30%, invece l'area non critica è al 26%, la soglia è 40%.
per il discorso che vi dicevo prima, no? Dei 5,5 in area non critica su 1 in terapia intensiva, cioè cresce di più la terapia intensiva a sto giro. Alda Vanzà. Sì, buongiorno Presidente. Buongiorno. Quindi riassumendo, al di là delle disposizioni su AstraZeneca solo over 60, per i pazienti che invece hanno problemi di salute, patologia, fragili, disabili e quant'altro, si resta su Pfizer e Moderna. Yes. Bene. E lo deciderà il medico prescrittore certo. con l'anamnesi. Accompagnatori, i caregiver. Allora, noi abbiamo, lei ha dato 2 indicazioni in questa sede, e cioè basta con l'accompagnamento semplice, perché insomma chiudiamo, aveva detto, fino a sabato scorso, domenica, poi da lunedì di Pasqua cominciamo che anche loro si devono prenotare. La pongo a lei, poi non so se risponderà eventualmente Azienda Zero. Come vengono catalogati? Perché nel portale, fino a ieri, non c'era un codice per dire io sono un accompagnatore del disabile, della persona cieca, paraplegica, e quindi non riuscivano a prenotarsi. Seconda cosa, ci sono indicazioni difformi che vengono date al, chiamiamolo CUP, al numero verde. Sì, Continuano in a che senso? dire, nel senso che a telefonata la risposta è venga pure accompagnato con sua moglie, con suo marito, con chi c'è, e vacciniamo pure lui, poi o lei. Poi una volta in cui si presentano invece al centro vaccinale per la popolazione, la risposta è no signora, lei o signore, lei si deve prenotare. Guarda, noi stiamo lavorando, dopo l'ingegner Giobelli vi dirà anche dell'altro tema, al tema di prenotare anche l'accompagnatore assieme. Questa è l'idea. Ovvio è che non è semplice e soprattutto dovremo capire come identificare bene le categorie, tutto qui. Dopo magari ne parlate assieme. Voglio anche dirvi che nel passare la parola al dottor Tognolo e poi all'ingegner Giobelli, loro oggi vengono a parlarvi di quello che è la modifica che a giorni faremo rispetto al fatto dell'autocertificazione durante la prenotazione, in modo tale che uno, senza avere tanti casini, flega, cioè dà un ok e dice boh, mi assumo io la responsabilità di dirti che sono categoria fragile e disabile, anche perché nella sua introduzione il dottor Tognolo vi dirà anche quanti dati poi scopriamo che ci sono grappoli di dati che comunque, per quanto bravi possano essere tutti i nostri dell'informatica, delle direzioni generali, ci sarebbe sempre qualcuno dimenticato da qualche parte. È naturale, è umano, no? Perché poi le classificazioni avvengono per mille motivi. E quindi abbiamo scelto di andare avanti per questo progetto, e poi vi daranno anche i tempi, ma insomma sono brevi giorni, insomma qualche giorno. E basta, poi ti darò la risposta. Se non c'è altro io vi saluto. Lascio la parola al dottor Tognolo per un'introduzione, magari spieghiamo anche questa storia dei dati, in modo tale dopo... venga qua. Dopo l'ingegner Giobelli vi dice grazie ragazzi, buongiorno. Se l'ingegner Giobelli si sposta... Penso che da oggi a domani spingeremo ancora di più sugli over 70, over 80, AstraZeneca, quindi sarà, e quindi chi si prenota sa già che comunque se non ha comorbidità è AstraZeneca. Grazie. Prego, dottore. Grazie. Io volevo intanto dire che da giovedì scorso, 1° aprile, che è partito il sistema, a questa sera, questa mattina alle 7 erano circa 115.000 le prenotazioni fatte, e credo che a sera arriveremo oltre le 130.000 prenotazioni. Ieri, che è stato un momento in cui l'azienda di Padova, la SEI Leugane, ha avvertito e comunicato che dalle 16 poteva riaprire le prenotazioni, in meno di un'ora sono state fatte 14.000 prenotazioni. Quindi il sistema ha retto almeno 3 prenotazioni al secondo. E finora, da questo punto di vista, anche altri giorni ci sono stati picchi non così elevati, ma 6-7.000 prenotazioni ogni mezz'ora, ogni ora, sono avvenute anche nei giorni precedenti, sempre a Padova o anche a Treviso, e il sistema non ha mai avuto alcun problema dal punto di vista del consentire la conclusione della prenotazione. Quindi credo che questo sia già un dato abbastanza significativo di come funziona. Abbiamo ricevuto ovviamente delle segnalazioni su qualche disfunzione, soprattutto, arrivo al punto, sull'identificazione
dell'appartenenza o alla categoria dei disabili o degli estremamente vulnerabili. Per quanto riguarda gli accompagnatori, faccio presente che noi, seguendo le disposizioni che arrivano dal livello nazionale, per i disabili avevamo già previsto la possibilità, nel momento in cui si prenota un disabile, di avere automaticamente anche il posto per l'accompagnatore, che ovviamente non si prenota, ma praticamente una prenotazione per il disabile vale 2 vaccini, uno per il disabile e l'altro per il caregiver, che ovviamente farà il vaccino in base al suo stato di salute, quello che deciderà il medico al momento dell'accoglimento. Quindi questo perché è molto chiara l'indicazione nazionale. Ovviamente questo non sempre è compreso, è conosciuto dal cittadino che si prenota, e quindi noi faremo, dopo ve lo spiegherà in modo più preciso l'ingegner Gobelli, faremo in modo tale che dalla settimana prossima, non credo i primi giorni, sarà probabilmente verso fine settimana, l'accompagnatore nel momento in cui accede dichiara di essere l'accompagnatore e automaticamente viene accettato come prenotazione. Ovviamente dovrà dimostrare al momento della vaccinazione di essere effettivamente accompagnatore di una persona vulnerabile o fragile che si voglia dire. Adesso stiamo studiando con la software house che ci assiste qual è la modalità più semplice da eseguire, da effettuare nel momento dell'accesso al portale. E in questi giorni, ieri abbiamo fatto delle ulteriori modifiche alla banca dati che sta dietro alla possibilità, dietro al portale, che quindi rende possibile la prenotazione, in modo tale che per ogni medico di base, questo aiuta tanto soprattutto il lavoro delle aziende sanitarie, ma anche il medico di base, che per ogni medico di base tutti i suoi assistiti vengano, tra virgolette, catalogati o comunque identificati, se appartenenti a una categoria di quelle che ho appena detto, disabili o estremamente vulnerabili, se sono stati vaccinati completamente o parzialmente. Dovremmo riuscire anche all'inizio della settimana prossima ad aggiungere anche l'informazione se quella persona ha comunque fatto una prenotazione, in modo tale che anche se il cittadino si rivolge al medico di base per la sua prenotazione, per prenotare o per effettuare il vaccino, il medico di base sappia qual è lo stato dell'arte rispetto al suo assistito. Questo porta a modificare, integrare e anche migliorare la qualità dei numeri sugli elenchi degli estremamente vulnerabili e dei disabili che noi abbiamo predisposto al momento della partenza. Quindi in una settimana quegli elenchi stanno già cambiando, nel senso che vengono integrati e vengono aggiunte le informazioni per evitare che una persona entri, digita il proprio codice fiscale e non si veda riconosciuta. Non ci fermeremo qua e su questo appunto lascio la parola all'ingegner Gobelli. Ecco, stiamo portando avanti anche ulteriori migliorie sul portale che non saranno immediate, ma via via che arrivano o segnalazioni dall'utente o segnalazioni dai colleghi che recepiscono le informazioni per completare il processo di vaccinazione, noi li stiamo mettendo in piedi. Ingegner Gobelli. Scusa, ecco, domanda. Chiedevo ai colleghi, non è meglio che ascoltiamo l'ingegnere e poi facciamo alla fine le domande complessive? Chiedo, per me è uguale, come volete voi. Vuoi fare una domanda? Fai domanda. Come vuoi, Alda, per noi. Chiederei già, allora approfitto, dottor Toniolo, Prego. grazie. Non ho capito una cosa, allora poi vabbè ci spiega come funzionerà per i disabili. E gli accompagnatori, allora, anche questo lo comunica verrà adesso. con la stessa modalità. Va bene. E voi avete il numero di quanti sono i disabili o comunque, scusi, torno indietro, gli accompagnatori di disabili, non gli accompagnatori di una persona che non sta bene, perché poi funzionerà anche questo. Per i disabili la normativa li definisce caregiver, esatto, e lì abbiamo un disabile, un accompagnatore. È uno più uno? Uno più uno. Perfetto. Quindi se uno dice no, ma accompagno mio nonno...
soggetti che rientrano nelle categorie fragili hanno la specifica Esatto. dell'accompagnatore, cioè l'elenco che penso che voi avete, che è quello nazionale, vedete dove c'è scritto, c'è l'asterisco, quelli che possono usufruire del discorso dell'accompagnatore, che quindi non è per tutti. Per i vulnerabili prevederemo la possibilità che uno si dichiari accompagnatore e quando è il momento della vaccinazione viene verificato che effettivamente sia l'accompagnatore, vi spiega l'ingegner Giobelli. L'altra cosa che stiamo completando è di individuare per i vulnerabili con meno di 16 anni l'elenco dei conviventi, perché il convivente dell'estremamente vulnerabile con meno di 16 anni ha diritto alla vaccinazione. Tutti mamma, papà, fratelli. I conviventi. I conviventi. Non è specificato. Quindi noi, questo ovviamente, in questa, soprattutto per questo tipo di identificazione abbiamo bisogno della collaborazione che è già stata dichiarata ed è già partita dei pediatri di libera scelta, perché il codice fiscale del figlio o della figlia non mi consente di arrivare ai genitori e ai conviventi. E invece il nucleo familiare lo conosce perfettamente il pediatra di Sì, libera scelta. probabilmente questa fetta la daremo come vaccinazione, stiamo discutendo, abbiamo un accordo con i pediatri, perché potrebbero essere i pediatri che vaccinano i genitori dei bambini, dei ragazzi che per età non possono vaccinarsi ma che rientrano in queste categorie. E abbiamo il numero di quante sono in tutte queste persone, tra, No. scusate, tra Lo stiamo disabili, raccogli- lo vulnerabili, non c'è un... No, allora, disabili e vulnerabili sono, gli elenchi che abbiamo completato noi sono circa 330.000, però le aziende che hanno già iniziato e hanno completato questa revisione o direttamente o interpellando anche i medici di medicina generale mi fanno pensare che arriveremo sui 400.000 persone. Te lo dice? No, io No. parlo di Con chi l'integrazione. di chi è o disabile o estremamente vulnerabile. Più dopo si aggiungono gli accompagnatori, se c'è titolo a vaccinarli, sia per l'una categoria che per l'altra. Allora a sto punto proseguiamo. Porto un caso concreto che mi pare però possa essere significativo per più persone. Cioè c'è una lettrice che ci scrive che da ieri sul portale per la vaccinazione Covid per i nati nel 1948, quindi 73 anni, non è più possibile prenotare online, ma la vaccinazione viene affidata ai medici di base. Può essere che cioè che la persona, l'utente non possa prenotarsi lui online, ma venga rimandato al medico di base? Ci sono degli accordi azienda per azienda in cui sono state definite delle classi di età riservate ai medici di base. E quindi bisogna prendere realtà per realtà. A quel punto il portale, siccome il portale dal punto di vista apertura delle aziende è gestito da ogni singola azienda, in funzione dell'accordo locale blocca o non blocca la possibilità di prenotazione. Questo dipende dall'accordo preso a livello di ogni azienda con i medici di medicina generale. L'upgrade, perché questa signora dice abbiamo poi chiamato il medico di base, loro ci dice che sono pronti ma non hanno direttive su come muoversi, non sanno se devono essere loro a chiamare i pazienti da vaccinare, se dobbiamo prenotarci noi da qualche parte. Io credo che i medici sanno, cioè nel senso che noi abbiamo fatto una riunione anche ieri, ci sono medici che si sono organizzati chiamando direttamente i pazienti e facendo il famoso Vax Day, quindi un giorno di vaccinazione, non so, per 5 classi di età, 75, 79, 70, 79, soprattutto quelli della medicina di gruppo, e hanno chiamato tipo tutti i loro assistiti per ordine alfabetico, oppure insomma hanno chiamato loro comunque. Hanno chiamato loro, comunque hanno fatto un invito aperto, diciamo così, come abbiamo fatto le sperimentazioni a Treviso. Ci sono chi chiamano, prenotano, quindi i metodi sono molto legati a come si è organizzato il medico, cioè non è che le USL devono dare istruzioni rispetto alla prenotazione, a me non risulta per quelli che loro vaccinano.
Segnalo che comunque noi in redazione abbiamo tantissime segnalazioni di gente che Possono chiama il medico di fare base anche la e poi ci prenotazione. dice che il medico di base non sa come fare, non sa chi rivolgersi. Posso aggiungere questo facendo riferimento all'incontro a cui ha fatto cenno l'assessore adesso. Già alla Pedemontana, ma noi siamo disponibili per tutte le aziende, noi abbiamo anche fatto in modo che possa ogni medicina di gruppo avere la sua agenda sul portale. Io ho visto, se non ricordo male, o domenica o lunedì, no, domenica no, lunedì no, perché i giornali non sono usciti sabato, un avviso scritto piccolo di un medico di base delle mie parti, vicentine, e che annunciava la possibilità di prenotarsi sul portale. Noi abbiamo previsto anche, è talmente flessibile il sistema che ogni medicina di gruppo, se lo ritiene, se si organizza, predispone la sua agenda, ce la passa a tutti i suoi assistiti sul sistema, li vede, li può gestire, può fare tutto quello che ritiene e quindi può anche fare in modo che i suoi assistiti si prenotino tramite portale. Per rispondere, cioè noi Mi pare di capire che c'è un problema di intraprendenza dei medici di base. Stavo dicendo, per rispondere, noi nell'accordo chiaramente abbiamo previste le modalità, quindi nel proprio ambulatorio oppure negli ambulatori, nei centri servizi vaccinali e quant'altro, i target. Poi sul modello di prenotazione ogni medico od ogni medicina di gruppo si organizza, finora almeno così è stato. L'ingegnere o Tosatto o Bregioni o Fois? Ingegnere, allora prego. Buongiorno a tutti. Sarebbe opportuno che così le televisioni non hanno problemi. Bene, ecco fatto. Allora, andiamo con una breve introduzione o vuol subito le domande, ingegnere, come preferisce? No, faccio un paio di premesse. Un paio di premesse. Che secondo me è importante capire. Quindi noi abbiamo avuto il mandato di mettere in piedi questo portale e in tempi molto veloci abbiamo impostato questo portale che funziona, i numeri lo dimostrano. Chiaramente quando si fanno dei progetti così che impattano con tante persone è necessario prevedere degli affinamenti del sistema, però piuttosto di arrivare dopo 2 mesi con un sistema perfetto o quasi perfetto, abbiamo sicuramente fatto la scelta di dire partiamo velocemente con un sistema che possa dare risposte al meglio, sapendo che qualcosa sarebbe dovuto essere affinato. Questo è stata una scelta voluta, insomma. Una delle basi su cui, uno dei presupposti su cui si basa questo sistema è quello di una gestione di liste. Quindi per farlo semplice dal punto di vista del paziente, entra codice fiscale e viene subito indirizzato su quello che è previsto per quel codice fiscale, è necessario identificare, come avete intuito dagli interventi precedenti, quelle che sono le liste delle classi che si vogliono, su cui si vuole dare la priorità nella vaccinazione. Quindi anche questo affinamento delle liste è un qualcosa che sapevamo di dover fare nel tempo, insomma. Quindi purtroppo su alcune categorie come i disabili abbiamo avuto anche una fornitura di un'identificazione un po' lacunosa e quindi con modalità organizzative varie stiamo cercando di affinare queste liste. Dall'altra parte, nell'ottica dell'evoluzione del sistema, una delle cose che avevamo ipotizzato e che adesso stiamo realizzando è quella di fare in modo che il paziente, quando entra e che non si trovi in alcune liste, nelle liste in cui ritiene di essere, possa autodichiararlo. Quindi consentire comunque di arrivare a una prenotazione da parte di questo paziente nelle liste che lui ritiene di essere, facendogli presente che
sarà necessario che lui intanto autodichiari per poter procedere che appartiene a una o all'altra lista. Dall'altra parte porti anche le carte giuste nel momento in cui arriva a fare la vaccinazione, anche per cercare di far capire che sì, evitare abusi di questo sistema, insomma, che sarebbero penalizzanti per quelle categorie che hanno veramente la priorità, insomma. Quindi vogliamo anche in qualche modo disincentivare un abuso. Ecco, quindi il meccanismo sarà semplice nell'ottica della semplicità intrinseca di questo sistema, e prevederà una forzatura con un'autodichiarazione da parte del paziente, che sbloccherà e consentirà di essere prenotato, consentirà la prenotazione nelle liste in cui uno si è autodichiarato. Il sistema lo stiamo sviluppando e mettendo a punto in questi giorni, quindi già nella settimana prossima contiamo di poter dare dei risultati. Prego. Allora, la Alda Vanzan, qualcun altro ha domande? Fois. Tosà. Ingegnere, allora riassumendo, per il momento rimane tutto com'è, fermo, nel senso che chi continua a prenotarsi non riesce a prenotare perché il proprio codice fiscale non è riconosciuto. Quindi immagino di capire che il consiglio sia: aspettate un attimo, da metà della settimana prossima, al massimo alla fine della prossima, il sistema sarà corretto, sistemato, e quindi anche se il codice fiscale non sarà riconosciuto, io potrò, disabile, vulnerabile o quant'altro, forzare il sistema e dire: rientro in una delle categorie che ha diritto. È così? È così, salvo comunque un affinamento di queste liste anche organizzativo, in base all'apporto dei medici di base, in base a un'identificazione che viene fatta con i medici di base e dalle ULS di competenza, insomma. È corretto dire ai comunque signori in questione: aspettate? Se non trova oggi, sì. La comunicazione sarà uguale per tutti, cioè sarete voi azienda zero, la regione tramite azienda zero, a dire a un certo punto ok, potete partire, oppure ognuno ogni giorno si deve attaccare al computer e provare? Allora, il sistema quando sarà per tutti, questo è sicuro. Non abbiamo ancora pensato a una comunicazione, però sicuramente ci sta una comunicazione in cui diciamo, evidenziamo che ci sia questa... Cioè nel momento in cui sarà attiva questa opzione, non sarà per una USL piuttosto che un'altra, ma per tutte le USL. Sì, ma lo direte certo, o no? Certo. Poi riguardo ancora ai disabili, quelli che non possono vaccinarsi, perché proprio non possono farlo. Mi dicono che ci sono dei casi di persone che per allergie, non so per quale tipo di patologia non lo possono fare, però i conviventi o scusate, gli accompagnatori è importante che si vaccinino. In questo caso subentreranno i medici di base, oppure ci sarà lo stesso sistema della forzatura del sito? Allora, dal punto di vista tecnico il sistema può gestire categorie diverse, e quindi gestire una categoria del tipo caregiver del disabile separata dall'accesso del disabile. Questa è una cosa tecnicamente possibile se appena avremo fatto gli sviluppi di cui parlavamo prima, quindi settimana prossima, non c'è dubbio che possiamo aggiungere questa categoria. Dopo l'opportunità di farlo così o farlo con il medico di base o altre modalità sono questioni organizzative che verranno, immagino, discusse e presa una decisione a livello regionale, insomma. Ingegnere, forse è una domanda che non dovrebbe essere rivolta a lei, ma comunque ad azienda zero, nel senso che lei applica, si inventa il sistema, ma finora le ULS, e quindi lo rivolgo anche a lei assessore, finora le ULS hanno erogato dei servizi ai disabili e alle persone vulnerabili. I nominativi sono validi, ci sono, non è che siano delle persone sconosciute, per cui anziché prendere la lista del Ministero,
o quella dell'INPS che ha questo problema del 2010, prima non si poteva, dopo si può. Non si poteva attingere ai dati delle ULSS? Le ULSS conoscono No, ma è tra quello- l'altro le no, no, esenzioni. però è quello che stiamo facendo. Però vi ricordo che il provvedimento nazionale, e quindi siccome noi seguiamo il provvedimento nazionale, cita 104 articolo 3,3. E noi, questi sono stati gli elenchi che l'INPS ha dato a tutte le regioni. È chiaro che da quando è venuto fuori che articolo 3,3 e poi col discorso del gap per quanto riguarda l'INPS e quindi questi elenchi eccetera, abbiamo messo insieme tutti gli elenchi e stiamo mettendo insieme gli elenchi per ricostruire anche quelli che sono esclusi, quindi lo stiamo facendo questa cosa qui. Non l'abbiamo fatto prima perché siccome c'era un'indicazione nazionale e anche un invio a tutte le regioni su base INPS, abbiamo utilizzato quegli elenchi. Perché sarebbe la roba più semplice. Ma lo stiamo Ogni facendo. ULSS sa chi è il paziente che è esentato. Lo stiamo facendo incrociando i dati. Non a caso ieri vi ho detto Vicenza che l'ha fatto e che ha incrociato i dati e quindi sono venuti fuori che rispetto al numero, non lo so, i 12.000 e i 13.000, ha ulteriori 1.600 persone in più da vaccinare, rientranti tra i vulnerabili e i disabili che non erano inseriti negli elenchi che abbiamo dato noi. Legge 104, articolo 3,3. Tosato. Per quanto riguarda, volevo tornare un attimo è una domanda per l'assessore, volevo tornare un attimo all'impiego, alle prescrizioni di AstraZeneca. Ma visto che avete deciso di riservarlo a una fascia di popolazione più ristretta, no? E AstraZeneca oltretutto non può essere somministrato a invalidi, a persone vulnerabili. Come pensate di fare quadrare i conti rispetto alla scarsa quantità di vaccini disponibili? E soprattutto poi ai tempi, perché capisco le priorità, ma con questo materiale vaccinale e con questi paletti che ci sono, il traguardo mi sembra piuttosto lontano. Ma questo non è un problema che ha solo la Regione Veneto, è un problema che hanno sollevato le regioni e su cui insomma credo che si sta ragionando, perché è di ieri insomma questa notizia, non c'era fino ai giorni prima, quindi è chiaro che ci sarà un ragionamento complessivo rispetto appunto ai quantitativi, alle persone insomma da vaccinare e con le indicazioni che sono emerse da EMA. Poi c'è sempre l'arrivo di Johnson & Johnson su cui attendiamo sia l'arrivo che indicazioni. Oggi non abbiamo indicazioni su Johnson & Johnson, AIFA non si è ancora espressa su Johnson & Johnson. Un'altra osservazione, sembra di capire che molti medici di base siano piuttosto recalcitranti a praticare la vaccinazione, quantomeno i numeri dicono questo. Lei spesso sottolinea che l'impegno arriva soprattutto dalle medicine di gruppo. Facilitati probabilmente perché si organizzano, essendo organizzati in medicina di gruppo 4, 5, 6 medici con anche personale sanitario amministrativo, sono più probabilmente propensi e facilitati a fare questa cosa qua. Però io insomma ho fatto un incontro anche ieri con le sigle, con le loro sigle, mi hanno comunque confermato che c'è l'adesione, anche se non sono ancora partiti, che raggiunge insomma il 100% e che un po' tutti insomma io dagli incontri che ho fatto anche prima della firma dell'accordo erano tutti comunque molto propensi alla vaccinazione. Poi ci saranno forse dei disguidi, dei problemi organizzativi. Nel senso che torno su una questione che le dicevo già prima, scusa Filippo, cioè che a fronte di qui che ci viene detto che gli accordi sono fatti, sono tutti d'accordo, poi però nella pratica quotidiana siamo inondati di segnalazioni di medici di base che non vaccinano. Ma guardate anche con i tamponi cioè, succedeva così, però all'inizio se vi ricordate anche con i tamponi succedeva così, insomma sono partiti non tutti, cioè, per non dire, subito. adesso in questo pochi istanti fa mi è arrivata l'ennesima email e il medico di base di mia sorella le ha detto che la vaccineranno dopo 2 maggio perché adesso non sanno niente. Ennesimo segnalate, gliela segnalo. A me dispiace questa cosa perché allora
Il tavolo regionale è aperto, abbiamo fatto un incontro anche ieri per cercare di ovviare, ci sono stati dei problemi informatici sui flussi, insomma cose che conoscete. I tavoli aziendali, perché poi c'è un tavolo aziendale cure primarie che con tutti i propri MMG di ogni distretto eccetera si riunisce, sono stati fatti proprio per definire le modalità, non tanto l'accordo perché l'accordo è regionale, ma le modalità di applicazione dell'accordo. Io mi auguro che sia questione di giorni, insomma, e quindi che ci sia anche una risposta importante da questo punto di vista. Oggi, con la possibilità dei medici di entrare nel portale sezione operatori, di aprire e vedere tutti i propri assistiti, se sono stati vaccinati, se non sono stati vaccinati, se appartengono secondo noi alle categorie dei super fragili piuttosto che dei disabili, permette anche a loro, insomma, un incrocio di dati, capire oggi se rispetto a uno che ha il massimale di 1500 pazienti, la fascia 70-79 oppure la fascia over 80, insomma, se oggi è a posto come messa e quindi di darci una mano concreto. Con loro questo abbiamo condiviso, ma sono sicura che insomma c'è la massima collaborazione e apertura su questo, ne abbiamo parlato ieri. Fois. Sì, era solo una specificazione sui dati che erano stati forniti all'inizio, quando si parlava di 3 prenotazioni al secondo o 6-7 mila prenotazioni. Allora si riferiva è un dato regionale o solamente di alcune aziende sanitarie? In quel momento faceva riferimento a quelle 3 prenotazioni al secondo di un'azienda sanitaria che aveva aperto Padova. Sì. Quella di Padova. Già esiste un dato, una media, diciamo, regionale di quante prenotazioni ci sono? Ma la media allora, ha poco significato perché se di notte non si lavora, cioè, il problema Dipende è dal momento. come picchi abbiamo misurato qualche decina di prenotazioni al secondo come picchi. Ho capito, mi bastava questo. Ok. Sì. Sì, volevo capire anche questo. Avete detto 100.000 prenotazioni dal 1° di aprile, 115, ok. Però noi qui il bollettino che ci viene dato ogni giorno ci dà più o meno un dato di circa 30.000 inoculazioni giorno. Quindi c'è una differenza tra le prenotazioni, perché sono ancora le inoculazioni che derivavano dagli appuntamenti precedenti o perché le USL stanno usando comunque anche altri metodi di convocazione? Perché? Prevalentemente da prenotazioni precedenti o da chiamate che si usavano precedentemente al sistema di prenotazione. Però. Ci sono anche tutti i dipendenti tra i vaccinati, non ci sono solo i cittadini. Quindi bisogna anche tutti i dipendenti che devono concludere il ciclo di vaccinazione da conteggiare nelle vaccinazioni giornaliere. Cioè, ci sono gente che sta facendo le vaccinazioni sulla base dei precedenti inviti via lettera. Ci sono soprattutto per gli oncologici delle chiamate dirette dai centri che li seguono. Ci sono tutti i dipendenti e ci sono altri piccoli gruppi che comunque appartengono o per età o per patologia che sono gestiti direttamente perché è molto più facile, visto il contatto e la conoscenza diretta, soprattutto se afferenti a centri ospedalieri, il contatto diretto, anziché imporre a queste persone di prenotarsi sul portale. C'è sempre un'ulteriore leva di flessibilità, soprattutto quando il numero di persone coinvolte non è elevato, perché non ha senso imporre a 50 persone di prenotarsi, è più facile contattarle direttamente e portarle alla vaccinazione, sempre ovviamente persone che appartengono alle categorie prioritarie individuate per tutta la regione. Io direi che con questo va. Direttore, scusi, ieri un collega ha posto la domanda al Presidente della Regione, il quale ha detto vi risponderanno domani Azienda Zero. Riguarda un'interrogazione presentata dai esponenti dell'opposizione in Consiglio regionale sul fatto che Azienda Zero si avvale di società esterne per i sistemi informatici. Questa società engineering, tra l'altro, era stata inserita nella lista dell'ANAC anticorruzione. Per cui la domanda che viene posta è Azienda Zero necessariamente deve rivolgersi ad una società esterna, senza gare, senza appalti? Può risponderci? Engineering
collabora con la Regione Veneto su base di una gara dal 2015. Nel 2015 Regione Veneto, non c'era ancora Azienda Zero, ha fatto una gara d'appalto e Engineering si è aggiudicata di quella gara d'appalto 3 lotti. Uno relativo alla gestione dell'anagrafe, vado in modo molto sintetico, molto semplice, altrimenti ci addentriamo in questioni molto più tecniche e difficili da spiegare. Una relativa, ripeto, alla gestione dell'anagrafe, una relativa alla gestione del fascicolo sanitario e un terzo lotto era relativo alla gestione di tutti i flussi informativi che noi dobbiamo come regione ovviamente utilizzare per gestire l'attività, ma che sono anche un requisito richiesto dal Ministero per tutti gli adempimenti sui flussi informativi tendenzialmente o quasi esclusivamente di tipo sanitario. Quando è scoppiata la pandemia, Azienda Zero, in quanto soggetto attuatore, alla stregua della protezione civile, si doveva attrezzare per consentire di costruire e di attivare quel sistema che viene definito di biosorveglianza, che voi conoscete bene, perché tutti i numeri che ha presentato il Presidente, che voi chiedete, anche lei mi ha chiesto la settimana scorsa, derivano da questo sistema. Li vengono dati ogni mattina. Che vengono dati ogni mattina, e che dopo vengono fatti anche dei bollettini settimanali, quindicinali, anche ancora più dettagliati, che consentono di calcolare l'indice dell'incidenza, l'RT e tutti questi altri numeri che voi conoscete altrettanto quanto me. E in quel momento, parlo di febbraio dell'anno scorso, a dichiarazione di stato d'emergenza fatta, Azienda Zero ha proceduto come ha proceduto la protezione civile e come hanno proceduto tante altre realtà analoghe ad Azienda Zero come soggetto attuatore, cioè vista l'esperienza di Engineering che aveva questi lotti dal 2015 in gestione, queste forniture in gestione dal 2015, si è rivolta a Engineering per avere nel più breve tempo possibile tutta quella quantità infinita di informazione che consentono di comunicare, ma soprattutto consentono di gestire la pandemia. Perché riconosco i focolai, vedo dove sono diffusi territorialmente, vedo quando uno non è più positivo, vedo se i focolai, tutte quelle informazioni che voi vedete. Ecco, questo è stato quello che è avvenuto. Non è vero che non c'è stata gara, c'è stata o meglio, non è stata invitata più di una società per questo motivo che vi ho detto, però le procedure e i passaggi di una qualsiasi gara d'appalto, cioè di raccogliere un'offerta, di valutarne la congruità tecnica ed economica, è stata fatta. E sulla base di questa istruttoria fatta, secondo, perché vi ricordo che l'ordinanza del capo del Dipartimento di Protezione Civile del 2020, la 630, se non ricordo male, prevedeva esplicitamente la possibilità di derogare a una serie di indicazioni del codice d'appalto. Il codice degli appalti, la legge del 2016, 50 del 2016. Azienda Zero ha seguito esattamente la procedura, le modalità, i passaggi e le fasi previste da quella ordinanza nel fare questo affidamento che è stato fatto ad Engineering in situazione d'urgenza. Credo che fosse più che evidente la situazione d'urgenza con queste caratteristiche, ripeto, sulla base di un'offerta tecnica e economica valutata in termini di congruità tanto tecnica quanto economica. Aggiungerei che il Politecnico di Milano ha giudicato il sistema di biosorveglianza della Regione Veneto il migliore d'Italia. Politecnico di Milano. E questo affidamento in procedura negoziata ha un termine fino a quando dura? E quanto è costato, se possibile? Grazie. Beh, il costo la procedura è stata affidata nel corso del 2020. Il costo è stato di 1,3 milioni circa, erotti. Faccio presente però che il costo è stato originario dalla possibilità di utilizzare il servizio, ma anche di tutta l'attività svolta per poter partire,
che ovviamente nel 2021-2022 non devo più replicare, perché una volta messo a punto il sistema io devo solo mantenerlo, fare in modo che continui le funzionalità, ma non aggiungo ulteriori funzionalità, Quindi a per il meno che la 2000 pandemia quindi per non il abbia chissà 2021 quale qual è il evoluzione. costo? Quindi, scusi, per il 2021. 2021 con l'ingegner Giobelli stiamo vedendo qual era la proposta di servizio, del valore del servizio previsto nell'offerta raccolta nel 2020, stiamo vedendo a che punto siamo arrivati in termini di completa attivazione o di cose che vanno modificate o eliminate o integrate o nuove esigenze, e stiamo facendo questa valutazione per dopo valutare quale sarà il costo 2021. Quindi il 2021 non si farà di nuovo una gara, quindi proseguirà sempre engineering con il rinnovo del... Allora, l'offerta raccolta era per il 2020 e un'ipotesi 2021. Noi stiamo valutando adesso qual è il livello di servizio raggiunto fatta questa fase, questa attività 2020. Ci riserviamo sulla base di questa verifica di vedere come procedere per il 2021, fatto salvo ovviamente che il lavoro svolto in questi mesi è un lavoro svolto. Faccio solo un'ultima domanda, diciamo così, di insieme, che credo si farà l'uomo della strada. Ma Azienda Zero all'interno dei suoi sistemi informativi, anche comprendendo anche Arsenal, no? Il consorzio che si occupa proprio della digitalizzazione della sanità, non ha le competenze per fare da sé, cioè deve necessariamente affidarsi a qualcuno fuori. E Azienda Zero, ingegner Giobelli completa, voi avete idea di cosa si occupa dal punto di vista informatico, informativo Azienda Zero per tutta la regione Veneto? Ha sicuramente un certo numero di persone estremamente qualificate, però noi, credo che voi lo sappiate, non c'è nessuna azienda, neanche privata, che lavora su software costruiti in casa. Utilizza software che vengono forniti da fornitori terzi, perché la possibilità e la capacità di mantenere livelli di evoluzione e standard qualitativi dei software, io non ho in mente aziende pubbliche o private che costruiscono e gestiscono in proprio software di un certo livello di complessità. Questo è estremamente complicato perché va a impattare su un'infinità di database con un numero di dati trattati per arrivare a quelle sintesi a cui facevo riferimento estremamente elevata. Non credo che sia possibile fare altrimenti. Impossibile. Mi riallaccio alla domanda precedente, direttore. Quindi per il 2021, fatta la valutazione, cosa ci serve, cosa non ci serve, Azienda Zero valuterà se incaricare nuovamente engineering o altro. Perché in quanto soggetto attuatore voi siete ancora nelle condizioni di poter prorogare affidare un nuovo incarico ad engineering. Ci sarà tutta una serie di valutazioni tecniche ed economiche che porteranno a una decisione. Altre domande? Tosato, poi chiudiamo, dai. A proposito, visto che sono stati citati i pazienti oncologici, risulta che vengano effettivamente chiamati dai reparti di cura? Perché io riporto un'informazione che dà direttamente tutti i giorni la dottoressa Benini, direttore dello IOV, che ha ovviamente in carico il maggior numero di questo tipo di pazienti. Loro dedicano il fine settimana a fare, se non ricordo male, dalle 1000 a 1500 vaccinazioni al giorno a questi soggetti. Grazie. E così mi risulta avvenire anche in azienda ospedaliera di Verona con numeri più o meno simili. Non so, È la stessa cosa per i dializzati. No, lo chiedevo perché c'erano pazienti appunto che segnalavano questa cosa, dicevano di essersi rivolti ai reparti di cura, i quali attendevano indicazioni e soprattutto attendevano vaccini, nel senso che siamo sempre al solito discorso. Priorità per tutti, corsie per tutti, però vaccini ce ne sono pochi. Però Quindi... l'abbiamo anche detto, Cioè, c'erano delle caratteristiche, non tutti i malati oncologici certo, rientravano in questa prima fase, quindi con una priorità. Solo quelli che erano in trattamento, comunque avevano avuto l'evento da pochissimo, eccetera, in fase di
preoperatorio e quant'altro, quindi non tutti. Noi stavamo pensando anche di aprire anche quindi a quelli, però lo dobbiamo ancora fare, che hanno invece avuto un evento, la patologia l'hanno superata anche da un po' di tempo, insomma, però oggi non erano inclusi in No, quella lo so. prima categoria. Sì, no, sa cos'è? Il timore è sempre quello. Il timore è sempre quello, ma non è legato a una vostra malvagità d'animo, insomma. Il timore è quello che queste liste restino un po' sulla carta, nel senso che ci sono tanti soggetti, ci sono delle priorità importanti, ma i vaccini non ci sono. Grazie, arrivederci.